È pronto il primo arbitro ad alzare la palla 2 con il primo possesso che è nelle mani dell'Umana Reyer. Ostarello per Fieta, la finta, la penetrazione di Fieta velocissima, l'appoggio al tabellone. Fieta va dentro l'area, ben rallentata da Bestagno sul ciute, il tiro da 3 punti a segno delle giallonere. Il cambio difensivo va su Fieta, appoggia al tabellone. 9-0 di parziale per San Martino e il time out è obbligato per l'Umana Reyer a essere triplicata da Tonello. La transizione passa, poi ancora Bjorklund, si prende il tiro da 3 punti, tutta in piedi la panchina di San Martino per la tripla di Bjorklund, di Gorini nelle mani di Steinberger che si prende comunque una buona tripla ed ecco il primo canestro su azione dell'Umana Reyer che riparte in punta da Gorini, aggredita la pasa, il taglio di Steinberger in verticale, il sottomano è -5 con Tonello a cui ruba palla ancora Elisa Penna, va su Penna, c'è un contatto non fischiato, la palla ritorna nelle mani di Gorini, segna il canestro Gorini, sono solo 2 punti di vantaggio dopo averne avuti 9 in piedi a Bignente davanti alla panchina. Il tiro di grandissimo canestro questo di Egle sul chute, Filippi poi scarica per la tripla di Henderson, buon taglia fuori ma recupera la palla Steinberger che serve per Petronite, canestro più fallo di Filippi a costruire Pasa, poi bravissima ancora sul ciute che va su, appoggia il tabellone, bel canestro da mani addosso della difesa per San Martino. Carangelo un po' debole per Penna che penetra, fa saltare l'avversaria, gran canestro di Elisa Penna e adesso il possesso però per Elisa Penna, trova il tiro di Annette Steinberger, sorpasso, anzi guardate con Fietta che cambia direzione su Petronite, scarica, ancora buon passaggio di Tonello per la tripla di Bjorklund, a segno di Toffolo da dietro, la palla ancora nelle mani di Carangelo che ci prova da 3 punti. Resta in possesso di palla San Martino, chiedo scusa, che trova il sottomano. Il possesso è nelle mani di Chicamacchi che trova Penna, si fa largo, Elisa Penna appoggia al tabellone per l'Umana Reyer che adesso ha 7 punti di vantaggio ma il possesso è per San Martino. Ci avviciniamo comunque all'ultimo minuto, gran canestro qui di Ostarello sull'assist di Tonello. Va Elisa Penna a guidare la transizione per l'Umana Reyer, l'accelerazione di Penna marcata da Filippi, gran canestro questo, 38-29 per l'Umana Reyer quando siamo nell'ultimo minuto. Adesso si rialza Gaia Gorini, va su Ostarello che trova il canestro, trova il fallo, non va segno e dunque dopo i primi 20 minuti il punteggio nel big match dice Umana Reyer 40, Villa San Martino di Lupoli 32. Fietta, il pallone per sul ciute, Ostarello prova ad andare via, Bestagno, gran canestro qui da parte di Ostarello. I tifosi giunti da San Martino dei Lupari posizionati proprio alle nostre spalle, ancora Ostarello va su, appoggia al tabellone ma la palla è nelle mani di Fietta che va velocissima alla transizione, attacca De Pretto, lo scarico per la tripla di Egle sul ciute, a segno, accelera, penetra, scarica, la circolazione veloce, il tentativo da 3 punti a segno da parte di Ostarello e la tripla di Ostarello vale il sorpasso. Se c'è la time out, intanto l'attacco di San Martino con la tripla di Filippi, a segno Filippi ed ecco il time out per l'Umana Reyer, è sotto di 5 dopo aver chiuso sopra di 8 il primo tempo. Henderson da 3 punti che chiede spaziatura, consegna a Carangelo che ci prova da 3 punti, 2 triple consecutive per l'Umana Reyer per ritornare in vantaggio. Petronite mette palla a terra pur non volendo, nuovamente Penna, 5 secondi, 4, va Penna da 3 punti, cosa ha fatto Elisa Penna per San Martino, ancora Henderson per Macchi che va dentro, scarica per Petronite, segna, e ancora non ha subito punti in questo quarto l'Umana Reyer, va Henderson, allunga l'Umana Reyer, 6-1-5-1, comunque la doppia cifra con va a terra Henderson, arriva la tripla di Bjorklund decisamente in maniera diversa, bel movimento di Bjorklund che si prende il tiro da 2 punti, Macchi, Tonello cerca di marcare Penna, non gli fa arrivare il pallone che arriva nelle mani di Steinberger e Penna che sovrasta a rimbalzo offensivo. Ultimi
100 secondi di speranza per San Martino, che però ripetiamo è chiamata ad un miracolo avendo 12 punti di ritardo. Ostarello il sottomano dalla rimessa trovata Steinberga e arriva il canestro. Invenzione letteralmente di macchie. Qui finisce, possiamo dire, il derby 7-0, 5-8. Ci prova Pasa, ecco i primi punti della panchina. Non arriva il tiro e dunque l'Umana Reyer batte la fila San Martino 7-5, 6-2 in testa alla classifica.